Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Lo facciamo dove? Siamo nella fiera più antica forse d'Italia, 1357 edizioni, la fiera di Santa Lucia. Sono con Terenzio Borga, presidente di Aprolav, l'associazione dei produttori di latte del Veneto, che intanto ci racconta quante stalle ci sono in Veneto, presidente. Sono rimaste meno di 3.000 rispetto alle 43.000 che c'erano 20 anni fa. Come produzione però ci siamo. Siamo più o meno, la produzione è la stessa, forse qualcosina in più. Quindi delle stalle ovviamente sempre più complesse anche da gestire e un prodotto che rimane ancorato all'eccellenza di questo territorio. Ma io credo che dobbiamo precisare una cosa, che il 70% del nostro latte, del latte veneto, viene trasformato in formaggi DOP, un ulteriore 24% viene trasformato in formaggi di pregio, come vediamo qua davanti. Questo vi dà a pensare a quanto il Veneto creda nella trasformazione in formaggio, quindi in qualità. Lei mi fa un assist importante, perché Aprolav organizza ogni anno Caseos Veneti, ovvero le eccellenze delle eccellenze che vengono premiate. Qui abbiamo proprio, Sergio, le medaglie d'oro di questa edizione di Caseos. Presidente, qui c'è un giacimento dal valore, non voglio dire economico, ma anche di storia, di tradizione, di cuore, di passione. 37 categorie, 409 formaggi. Questo vi dà l'idea di quanto i trasformatori veneti credano nella qualità e nel confronto fra di loro. Vogliono continuamente migliorare le loro produzioni. Prova ne sia che ogni anno abbiamo sempre più produttori che partecipano alle competizioni. Entrare in competizione vuol dire cercare il confronto, cercare il miglioramento delle produzioni. E poi c'è la consapevolezza. La cosa bella è acquistare un pezzetto di formaggio con una storia che ti racconta una storia e conoscerla da un gusto in bocca molto maggiore. Bravissimo, ed effettivamente è questa quello che dobbiamo noi comunicare al consumatore. Proprio di questi giorni, proprio ieri ho sentito un trasformatore che mi diceva: stanno arrivando le cagliate estere che vanno in scadenza dopo 6 mesi, stanno producendo mozzarelle, le buttano sul mercato e sviliscono le produzioni nostre e le nostre qualità. Al consumatore un appello: quando prendete una mozzarella deve fare la goccia, deve essere fatta con latte fresco. Noi abbiamo le tradizioni, noi i formaggi li facciamo con latte fresco, non facciamo come gli altri paesi nordici che loro producono latte in polvere, producono le cagliate e poi le trasformano quando hanno bisogno di qualcosa. Noi i prodotti li trasformiamo in formaggio, il 92-94% del latte veneto viene trasformato fresco in formaggio. Grazie a Terenzio Borga. Attenzione, leggete le etichette e non mangiate schifezze. Ci fermiamo qui e, parlando di eccellenze in agricoltura, guardiamo insieme questo servizio.